La poeticità è in ogni riga di scena. Le emozioni, quelle vere, sono sempre lì e quando si manifestano saranno sorprendenti. Quartiere del Carmine di Napoli. Benvenuti a Casa Spruoccolo. Quando viene appuntamento, guardo mare, guarda e fronte, si te parla, non risponde, stai distratta come che io te tengo d'into cuore, sono sempre innamorata, ma tu invece vieni ingannato e te stai scordando me. Maria! Angeli mi ha chiamato. Novità? La vista di passare? Angeli a sora e se ora che passano non correva a dire sono che passa stamattina in fondo Vico. Maria, allora è come Richino, bene tu sei scordata. Sei scordata. E che era un pianoforte? Come si può scordare non? E una belle piezze femmine come te. Ma sono 3 giorni che non si fa vedere. Ma tu dire tutto nero. Bella mia, e piezze non vado bene. Mo tempo passa, io bene lo può passare questo. E sei fatta un incidente. E se sei fatto male. E si chiude ospedale! E se l'hanno arrestato! E se l'hanno sequestrato! E se ci hanno fatto un attentato! Nenne, è possibile che lo venire? Tu vieni proprio all'ultimo in coppa all'occhio! Angelì, se dice può dire! Niente da capo, che quando tu vai, scendi un po'! Ma perché mi c'è paura? Che la famiglia sono! Forse gente troppo importante! Angelì, io proprio là da sera, ma ci visto un cinematografo! Lo sapeva! Ecco mia sorella di stato maggiore che mi ha perduta! Mai una volta che perdesse sta cucchiaia nella mano! Ma tu che stai, ne? Non lo vedo! Suppulella, scugliatella! Benvenuti all'antica pasticceria napoletana! Cosa ne possiamo servire, gentil donna, per addolcire il cuore? E patana, ma ti scordati che sono una patana? Ma non mi vedo! Che posso fare un cucchiaio in mano e un cestino che ne pagano? Vestite il bambunello! Quello sta per arrivare nostro fratello e quando nostro fratello torna non trova pronto, sai che succede? Succede che sono figli con me, vieni ma prima la parte guardate poco con questo stamattina. Non mi ricordo, Che è successo? Papà, vi siete fatti male? No! Ha rotto qualche cosa? Senti, ma volessi capire poco in che ci sta Maria. Buongiorno, Cicci! Buongiorno, volevo dire un attimo una cosa a mia figlia. Dici papà, che è? Angeli, papà tu, luci negli occhi miei. Ma non sta niente da mangiare in questa casa stamattina. È venuto in da credenza. E che già fa? Sta giunto scavando torno, non ci sta niente di combustibile. Combustibile? Combustibile. Ah, commestibile! Ah, Angeli, io sono ignorante a panzagliene, figuriamoci quando è vacanza. Senti una cosa, io quando non mangio la mattina faccio male, non vedo come un rimuovo tutte cose sue. E facciamo una cosa, aspettiamo che bene, mamma, e vediamo se porto qualche cosa. Aspettiamo a mamma. Aspetta, io sono di giorni che non mangio, io non mi fido più, come già fa. Ma ricordo che c'era sta una bomboniera con certi confetti a Inter. Aspetta. Ai canai, mamma mia. Mangiate i confetti con tutti i bombonieri quando mangiate. Li tengo fatto. Li tengo. Angeli, ma che era? Abbiamo 15 oggi? 15? No papà, sono che sei un po' nervoso. Sono partire oggi e se ne sono voluti 2 o 3 priesti, stanno là in coppia per Verite, sapete come ci tengo da scadenza?
Le scadenze. Sì, è data. E la mia figlia mi capisce buono, E poi capita una ricorrenza, non un massimo, un compleanno, uno si scorda mai e mi hanno l'auguri, ma che figura ci facciamo? Ecco qua, vedete? 12 giugno, Sandokan. Sandokan? E chi sta proprio il film? Oggi come santo la prima volta che sento nominare. Ebbene sì, quello è il mio santo preferito. Non si chiama nessuno così. È un bello santo economico. Ah, mi sono ricordato! Che cosa? Qualcuno che si chiama Gandhi? No, stavamo parlando in un cinematografo che hai visto. Ah sì, brava! E che cinematografo! Essere figlia un conte e essere figlia un guardacaccia, ma si volevano un grande bene. Bene allora, mettevano piatto a tavola tutte io. Allora vede Is, chiamavo prima S e poi Is e gli facevo un ragionamento. Tu che dici? Che avevo forza e allora io ti caccio dal castello e quando non avrai più un tozzolo di pane da mettere sotto i denti è lì che tu ti imparerai che la fame è la più terribile delle sventure. Avevi ragione, Cristiano, avevi ragione. Non ci ma Is per aver posto. Sì, ma senza mangiare s'ammoscia. Signor papà, voi che dicite? Così e così. E allora io vi dimostro che la fame e il mangiare non contano niente. Ma chi sei scemo proprio? La fame non è niente, la fame non ci esiste. Parla unica che ci ha presente, Sentiamo! Anzi, sapete che vi dico? Io anche se mi resto dentro al castello, non toccherò uno schizzo di pane fino a che non vedrei sta bella amica. Ma chi secondo me faceva bere? Un cicci. Sì, chi secondo me qualcosa di nascosto se lo mangiava. Niente, un cicci, niente. New giorno. Oh, vado tosto. Ehi, se più tosto ancora. Con tutto che non mangiava. Con tutto che non mangiava. Se non che un vecchio servo fedele che sapeva cucirilla, ma le portava qualche cosa. Hai visto che aveva ragione? Chi le mangiava a tradimento, sino come si manteneva tosto. No, ma chi non toccava niente. Un lastriello. Tartufolo. Le portava certe coppe d'argento con prole purparinta. A me mi bastava solo prole pur. Ma niente. Allora una notte, o servo fedele che fa? Piglia e la introduce di notte tempo in un antico passaggio segreto. Che nessuno sapeva, Figuratevi, sta appena freddo. Sa magnaia. Aveva. Sì, no, non certo, mancano morse. Non cicci, ma voi volete pazzi a sempre? No, io dicevo, sai, viene poi la fame che viene, un morso casualmente poteva capitare, no? Oh, mi apri una puttana. Alla fine chi vinceva? La fame. E sei, Don Cicci, che ti sto facendo il succo. Ma tu sai che tiene in capo. Dai, tesoro, dai. Cicci, quello sta per arrivare nostro fratello, io già ce l'ho detto. Ah, sì? E quando nostro fratello arriva, sapete che fa? Che fa? Quello se non trova tutto pronto, si innervosisce. E quando si innervosisce, va a finire che non mangi più. Ma sapete sta sciupanata. Ma venga a preso, non ti Ma le cose si possono fare anche con calma, senza fretta, no? E si potrebbe essere un attimo di tempo messo a fare una bella cavaraglia. È venuta in mente. Angeli, ma per caso tu passi la cavaraglia? Aspetta, ma te ne? Ma è venuto pure la cavaraglia. Come decidi, un Cicci? No, niente, stavo dicendo, mi domandavo tra me e me, ma voi oggi che mangiate? Patate? Mangiate patate, sì? Oh, Cicci, noi oggi mangiamo le patate. Patate? Tutti i giorni mangiamo Tutti i e patate. E patate? Don Cicci, il mio fratello, se non ha trovato a tavola la patata, mamma mia, che succede? Andiamo alla festa, Is. Pasta e patano. Pasta e patate. Panzarotto fritto. Panzarotto fritto. Patatine salate. Patatine salate. Un'insalata di patate. Insalata di patate. Pure. Pure. Gatto. Un gatto. E che la patata è buona. La patata è salutare. È nutriente la patata. Quanto è buona la patata? Senti. Si sente tutta la pianura patana proprio. Questa siamo tutti coppo fu. Con un po' che sa una cosa. Come è saporita la patana? E che io sulla ruzzita la prima
Mangia lì, vieni qua. Che è? Mangia su tutto buono. E ti mangiato con me. Che piso, ma... Si stanno spruzzando i braccia. Come ma che hai portato il cantino? Che ha già portato? Che posso portare? Ci ho fatto la spesa, no? Ehi, non fate spesa! State fermo che in mano non tocca niente a casa, non mi fai care tutto cosa. No, a me volevo soltanto Caggiaritta, state ferma, capisciamo buona. Se no ti spezzi l'appetito e non mi mangi più a tavola. Non c'è, chi è l'appetito che spezza a me? Hai capito? Ha giocato a pigliare poche caprette, ma ha giocato a pizzicare come macellare. Ma perché non volevo? Non voleva. Uè, chi lo venuto già? Se mi sente il recchio manco dura per farsi un caprette sano sano. E mo che me ne faccio? Io ho tanta caprette. E ciò mangiamo pure rimane. E tu ti mangi la roba i giorni prima. Non c'è, ma mangi che pure l'anno passato. Vatte, non buffo, non tu mi fai la meglio roba. No, non Gigi, è che se non si fa. No, signore, si piglia poca colla. E no, signora, a me, ma mi sa di da quando ero nato, proprio, quando ci dico, io stavo a dire. E come facete sto capretto, una concetta? Già, mia rata ci sta dicendo, faceteci spurire. E come la già fa? Come lo piace che padronella? Hai visto, il patanello ci vuole il patanello. Che ma fa? Quando sua eccellenza i maccheroni ne poveri più. Chi sono i maccheroni quando si fanno a bere? Ho già pigliato, scelta mozzarella, fallata, insalata, frutta abbondante. E si tengono pochi tempo, faccio pure i pezzelli fritti, che dice Cicci? Cioè, ma avesse fa male tutta sta roba? E chi non ha ragione, il pezzello fritto dovessero rimanere a posto? Ma posso dire? E non lava se non rimane a posto. Cicci, senti a me all'età nostra, come mangiare a masta corpo, mangiare assai per far morire. Ma chiamo risazzi, che campariuna! C'è un galloco, c'è un galloco, vedete che fa? E mi pare una creatura. Spuzzule prima a tavola e poi non mi mangia. E la verità, dopo mangiare non ci faccio sparare. Certo, qualche debito a fine mese mi faccio, però quando ci aspettiamo a tavola, uè, sciacqua rosa e viva Agnese! I sciacqui sulla rosa, e Agnese si deve vedere bene. Non ci fatica, mangi surdi, non fatica, mangi e bene! E perché se non vado a faticare? Che te credi? Vabbè, è una concetta, io non me ne andiamo. Angelì, grazie per l'acqua. Poi te non ti preoccupare. Dai, si sta dall'ago in coppa. Signori, con permesso, noi ci ritiriamo in caserma a fare corve. Il generale ci ha comandato. Che c'è da fare? Chiamiamo un padano. E andate. Mozzarella mia! Mozzarella mia! Mozzarella! Affellata! Come affrettare sto? Era ancora vivo, se ne è fiutato e ma chi muore? Chi sono i panni sporchi del signore che ci ha consegnato? Ma tu sei una disgraziata, che sei delinquenza? Tu hai capito che sei delinquenza? Tu mi facevi un puzzo di coppa di camisa sporca, mi facevi là. E quando tu mi dimandi innanzi a quelli là, non è che ti avete risposto. Ha già fatto sapere una volta a tutto quanto che ci muore in me fammi. Ha già fatto sapere una volta a tutto quanto che faccia la lavanna. Uè, io quando cammino in mezzo che poi, ha già cammina sempre che la fronte a così, altera! Non c'è, tu mi camminare a fronte a così e te ne pure la panza abbuffata a così, che ti grido, munghera! Già, e quando la panza si ritira da te, è una questione di fisica, è una questione di equilibrio. Tu cucca annanzi, la capozzella fa coco! Tieni già da appiccicare. Maggi! Vengago! A te pigli sti panni e porta la parte vinta, va! Ma possibile mai che tu oggi ne hai fatto proprio niente? Niente, mi hanno rimandato tutti quanti. Sta gente che saprebbe poi non la capisce. O tengono un vizio, o tengono. Mo l'unico bucato che tengo a consegnare è che la signora Sperandeo che torna a fine settimana. Ma tu manca niente hai fatto, no? Non c'è. Gesù per nascere poi. Se sceglietto padre falignavo, che te credi? E con l'esempio di Gesù innanzi all'occhio, mi è che se tuo marito falignavo.
Ma senti una cosa, ma su bucato la signora Sperandè è un bucato importante. Oh, hai voglia, sì. Sì? Che ne sta preparando pure della figlia. Non so la ricamata, vetro, cucina, da costano lire di. Ma tu stai pensando? No, io sto pensando con un Camillo un pugnatore. La biancheria la piglia, c'è una cosa sola. Oh, ma tu mi stai facendo pignare a me o correte la signora Sperandè? E tu hai detto che bene la settimana che tra, è un problema. Ma chi? Ok! All'ultima volta tu a me mi hai fatto pignare o correte la marchesa e mi hai fatto io coro per là. Ma quale coro per l'aria? Chi è un amico, un capito non ci fa passare nulla, non ti preoccupare. Beh, sei bel favore, levi da in terra, chi non mi tenta? E allora anche oggi si mangia. E non mangiamo tanto in tanto fame. Non bene fame, ma come si dice? Ambasciamo, ma passa la vacca. E fa acqua pippa. E che dobbiamo fare quando tu manchi niente hai fatto? Ma cominciamo a chiedere in faccia, E che fosse per mancanza mia di volontà. Io mi trovo in un momento provvisorio di miseria cronica. E perché secondo te? Perché? Io tutto questo l'ho fatto per migliorare. Io ho già lasciato a Raffaele o falegname per mi mettere in proprio. Chi le ravelo falegname di cacciai? E chi le cacciava a me? E chi le buone caccia a me? Chi le dice queste cose perché mo fa concorrenza sleale? Cicci, Eh. chi le te l'ha cacciato per tutti i guai che le hai combinato là di? E guai? In guai su non ci fatti da vita mia, che te credi? Quando nasci sto facendo? Spiritosa, quello fu un incidente. Un incidente. Che la maledetta tavola ponte 4 metri. Che io inquadrava e che non si squadrava. Io inquadrava e non si squadrava. Poi niente, quando addimandava i 10 centimetri, io mi accorgetto con un basso era storto. Cicci, chi non ne ho un basso che è storto? Chi ne ho destino nostro che è storto? Piglia a me, concetta bel vedere. Uè, solo cognome è tutto un parastiello di bellezza. Che fa? Se va a mare da uno sproccolo come te. Cicci, chi non ha un cognome non marito, ci fa la sorte. Ma che c'è zecca la sorte con cognome? Ci azzecca. Perché? Questo cognome curioso che tu tieni, che la povera figlia mia, ogni volta che va a scuola, tutti quegli una corrono appresso e fanno ai canai, è arrivata a sprucculella! Ma forniscilo questa canzone, per piacere. E mi dispiace, perché non so cantare e non so neanche suonare, saccio fa sulla lavannara, sprucculella! È un'eredità, Cicci è un'eredità. Lavannara nonna, lavannara mamma e lavannara pure io. E ti posso dire una cosa, l'eredità tengo pure io. Cioè perché sì, morte fammo nonno, morte fammo papà e morte fammo anch'io. Ma che lei mi avete chiamato? Deve lavare due pannucce. Ah, non ne due pannucci, non le lavare. Ma ora aiuto, mamma. Ma fate hai fatto tu, hai già mandato a scuola a te. Poi vieni qua, mamma, vieni. Che Vieni. Guarda, mamma si è buscata due. Su guarda, mamma. Dove? E allora chi? Quando mai che le fanno saluto? No, quando mai? Non tengo genio, mamma, non tengo fame. Non già capito? Non tengo genio, non tengo fame. Tu non tieni fame, che sono tengo genio? Ma svelate pure a me sto segreto, come facite? Ma non è mamma, tu che ne faccio la pallita, lì sono qualcosa pure tu. Ma non mi vado a capo. E c'è un momento. Figlia mia, belle papà. Fallo per contento a noi, Succo tu una su, che la sa su papà, va bene? Babbo, io ho capito, mi metto qua in coppa, non come zucchero. Ecco c'è. Mamma mia. Non è. Ma che è mamma dire qualcosa? No, non tengo niente, faccio solo che mi era ricordato una cosa, ma non mi ricordo che mi era ricordato. Sì. Certo. Cicci, non già capito caritto. Che sei a ricordare una cosa che non si ricorda che sei a ricordare. Nel senso che se si ricorda quello che sei scordato, non si scorda nada, modo che le piglia e cioccone. Ma perché te l'ha già chiesto? Dico, ma che dai questa creatura? Che strano! Ma io so che te è la stessa cosa la figlia di guardacaccia. Sì. E che resta cosa, mamma? Un castello, e coppa argento comprò le purpe. Comprò le purpe, mamma? E l'amore non c'è, è l'amore, il vecchio servitore fedele. Della curata mia, ci sei migliore! Beppo Papero si chiamava. Ma che stai facendo? E che fa? Costruire già mamma? Come che da fa costruire? Ci sa da mangiare tutta la pensione, sa da mangiare. Ma state zitto, madonna, mamma! Che sono cose che mi passano! Tu ti
Fino a chi lo bello guaglione per nanza. Mamma, chi ti sta parlando in un cinematografo che ci avevi mai visto? Ma perché si chiude il cinema tu? Aiuta a vendere popcorn. E cazzo te le portate, No, no? no. Ma poi mamma, tu tieni che lo bello guaglione cielo a peso, che è vero che non danno né cielo, e né terra cammana. Ma almeno ti sa scrivere una lettera d'amore. L'avesse tenuti a un marito che mi sapeva scrivere una lettera d'amore. E che ti scriveva a fare sta lettera d'amore? Se tu non sai leggere? Ah, mi sono ricordata! Qualche anno fa arriva una lettera, ma me l'ha tirata a buio. Ma come arriva una lettera e tu non mi riesci niente a me, ma loro mi fai veramente Ma spostare. non la dici, non sei credevo. Ma come arriva una lettera che sono marachile può essere pure l'intimo di sfratte, capito? Può essere l'intimo. Un mamma mia. Non ce la faccio. E siedemene poi. Su cadelle sti devo. Tieni la faccia pallida, mamma. Ma quando faccio qualcosa sotto, pure un bravo e curvo ti faccia, mamma. Fammi contenti, su cadelle, sì. Non ne ho vero che fornuto tu stacca in da raggi che non sa più a Luca come cagna le giornate quando tu non vuoi cagna quando fredda ancora a gira libertà. Novità, che hai visto? Algeri ti porta
racconto delle novità. È passato. È passato. E ci ho parlato. Allora, Rita, così io, Rita, che mo non ti può mandare un saluto. Ma fate capire che sto padre Santinella. Però mo, passando, puttinte, ti mandano un saluto. E allora non ti ascoltate, allora mi penso. E che diavolo, Angelina, ma io te la girita. A femmina fai fatta che hanno sul serio sotto candere felo pure trovi, no? A vita non è mai tutta una roce. Eppure tu stai avendo qualche prova. Maria Sor, stamattina mi sarei una lavatrice. Angeli, si emoziona. Stamattina fa fossi felice per te, che mi senti una poetrice. Aspetta un attimo, aspetta. Oh, io tutti questi schianti per la su collo. Va buono, ci faccio contenti, me l'ha zuccato allora. Come sono contento. Ieri sono felice. Tutte e due te le zuccate. Tutte e due, papà. Che le fanno ingrassare. Ma l'avete trovata lì? Rientri, le zuccate. Dai, vieni con me, a vedere dove segreti, Tutte e due, le zuccate. Ma proprio come ha zuccato bene. Ci sono gellato. Sai, io ti voglio bene. Ma tu non mi puoi fare questo. Io tengo fame. Ti amo! Sancella, che hanno chiamato, però? Tu paravo cranio. Ma che sono cioccolatino? E ci mi manna? Ti voglio bene! Ma chi è sto disgraziato? Mamma, tutto a posto, è trovata la lettera del nome. L'hai trovata? No, niente. Mo vado subito a leggere di che si tratta. Mari, ma chi su quando passa, quando viene? E dagli il tanto al giovanotto, no, dillo mo passa. È permesso? Ma no! Ma no, di che state? No, si dovuto. E prendete così di scatto, domo, cacchio. Scusate, è che io, quando faccio l'esattore, in questi quartieri popolari, mi sento sempre in pericolo che busco. E che si mi fate, animale? Don Gennari, non vi fattiamo parlare. Ecco qua. Madonna mia! Non ti preoccupare, sono mamma e papà. Ah, lui per me? No, penso stanno un poco nervosi. Figuriamoci. Ecco qua. Favorite. E che sono? Mi faccio insalato. Sì, è facito durate e fritte. Sono ricevuto da padrone casa, forza, portateli dentro. E chi mio fratello non è stato pagato ancora. Chi le può? Si nervosisce e sa piglia con Maddalena. Maddalena viene e mi piglia con la cucchiarella. Gennari, pigliate queste cose e portatevela la ringa. Quando poi cavaliere dice alluccata, fate la voce grossa. E vabbè, va bene, vengo domani allora, va buono? No, ma chi? Manca rimane. Mancherò per rimane. Gennari, facite una cosa. Pigliate le feste fino a Natale l'anno che viene. Ma voi pazziate! Quando il qui presente Gennarino Pesce viene a riscuotere per il cavaliere il signor Botta, voi lo sapete chi si presenta al vostro cospetto? Oh, pesce pigliato a botta. Non sta ragione proprio più! Vabbè, io sono un ambasciatore! Mi dovete rispettare! Se no mi sa chiuso anche a capi a diventa, che cosa? Ciao, miseria. Che? Ho pesciato a te via, mi ti hai fatto pezzerino. Ha diventato un piscino di lescium. Don Gennari, non puoi mettere paura. Chi sono? Sono mamma e papà. Luca non va bene. Può essere che vanno visto. Oh, mamma mia, forse mi hanno visto. Ma che in questi giorni è successo qualcosa? No, guarda. Mi vengono un po' a così. Voi siete bravaccianti, io questo lo so. Ma che quando è morta la buonanima di mia moglie? Don Gennari. Io ci ho preso un esaurimento nervoso. Ma come si può fare? La settimana scorsa in un fascio mi subbai in quello tutta una famiglia. E andammo in persino la gatta per scioppaio. Voi chiamatelo poco a mamma e papà, forza! Aspettate, stanno leggendo una lettera! Ma io me ne io!
Don Cicillo! Donna Concetta! Uè, ma a me mi pare che stanno allegro. Qui, io lo dico sempre, poveri ma allegri. Chiamatene un po', che forse che me ne c'è io. Uè. Donna Concetta! Non muoio! Madonna che sto mamma fatto proprio. Chiamatemi una voce. Vieni. Ma dove tu cascata? Che stai poi passata? Che notizia, mamma, che notizia! Sta dicendo una cosa troppo bella, è una cosa bellissima, e poi per la morte, no, pano ce lo puoi. E ma c'era solamente si è ricevuto. Guarda è bello, mi ha scritto una poesia e mi dispiace, non so leggere e non so scrivere, io sono analfabetica. Cicillo! Un momento, ma sto vestendo, sto facendo il manicure. O manicure? O manicure che la carta vetrata. Sentitemene poco, pesciò, sentitemi buono. Noi siamo felici oggi, ci ha visto una guai a sto momento. Ma quale pescione? Io sono Gennarino Pesce! Ah! Veritemene! Ma chi è che mi vuole? Oh pesce! Ma quale pesce? Io sono Gennarino Pesce! Un cicci! Dite. Favorite! E buon appetito. Che se roba mia? Grazie. Finalmente mi pagate, Cicci! Pagate? Ma che sono sicuro? Hai ricevuto lo carrone casa del cavaliere Don Nicola Botta! Ma quando si fa? C'è chi me la dà a botte? Ma me la dà a botte? Porta a casa! Venite che hai sparato a Capodanno? Non si niente. Ma io non capisco, ma dissi che... Ma sentite, recitate sto coso che ha botte. Il cavaliere Don Nicola Botta! Cavaliere! Cavaliere botta! Porta a casa ste botte, va! Ma cavaliere perché? Perché te ne soldi, perché te ne denaro. E allora da domani anche io mi voglio far chiamare Cavaliere Cicillo Sproccolo. Ah sì? E allora io sono la cavallara dello Sproccolo. Ma c'è capito? Ieri è stato sabato, ieri pigliato la sisale, avevi parlato. Che dici? Ma c'è un Richard si pusciaiolo come mi senti? Parlate su punto, sarò muto come un pesce. E se ci mangiate, che li può ma ricercello tu, come e allora come si sente? Mio marito si sente che niente di meno dopo 20 anni ritorna il fratello dall'America e si stabilisce qui in casa nostra. Viene Babbo Natale, viene zio Paolo. Angelica, notizia! E te ne venare assai, E non arassa. E la dice che la scarpa sei a carte 1000 come niente fosse. E quando dice 1000? Ma parli 20.000, 50.000, 100.000? Perché in America ci stanno carte tutte specie. Madonna che bellezza, così pure me ne esca a intasta famma. È vero. Ma perché non ci ha dato mai niente, dovete sapere? Com'è? Come capo? che si Com'è che non farà mai niente? Non si può ricercare cose, venite poco più qua che le mie mogli stanno poco guardate con mio fratello, perché il mio fratello è sempre stato un gran signore. E non era così d'accordo a questo matrimonio tra un grande artista falegname come me e una lavannara come ella. Vatte, un artista. Quella me lo diceva mia mamma, non. Ma tu sei una bel vedere. Niente di meno che solo cognome è tutto un baraustiello di bellezza. Che fa? Ti vai a maritare con quello sproccolo morte fa. Ha ragione. Ricordati che hai portato una dota e l'ultimo soldo servettano proprio per un viaggio a Frata. Catania, sei vinto la settima sfrantumazione. Però non chiama scava in tasca zettero pure, vediamo. Ma non ti conviene più, No, non è un momento. Non è un momento. Perché mo si sta facendo tardi e devo andare a prendere mio fratello alla stazione. Che aspetta, vai. La stazione è lontana. C'è una cosa di sorda, ci piglio tassi, un cucchiere affitto. Ci va qualcosa, e no? tu non lo sai, no? Che
Che io prima ho speso tutto per fare la spesa, no? Oh Cicillo! Allora a me non vi stimate proprio? Cicillo, e vi permetto che un galantuomo come voi, anzi un grande galantuomo come voi, va a stazione a pena. Potete fare. Cicillo. Cicillo. 50 lire, ma bastano? Ma anche no, ma forse sì, basta. Ma basta. Ma sempre questo... Ah, sì, però... A Roma, brano me. Via è andato al centro lì. Non so. Ciccio, io qua avrei tutte 10 lire, una lira all'una, con comando, una regaliglia, una tazza di mio caffè. Ma è che il mio fratello è un signore, mi fa papà a me. E già, mi fa piacere. Babbo, portate, lo fai papà, tu cosa hai far brutto, no? Va bene, allora a buon rendere, grazie a Cicillo! Cicillo! Ma se vi serve qualcosa in più, non vi preoccupate! Mi tanta è piglia come saltano cavaliera! Ma no, mi sto emozionando. Ma che tutte le emozioni. Vuoi Sancinà, ma se fa venire qualcosa a me? Sancinà, ti prego, fammi vedere prima faccia in un milione e poi mi fai venire qualcosa, ti voglio bene. Facciamo una cosa, vedremo sta faccia in un milione e poi dopo può farmi pure un milione cose. Andiamo un genere, andiamo un genere, lui ci sappiamo regolare. Ma io voglio solo all'università a fare, lo quando mi sto. No, che ti faccio? Resto guarda a casa. C'è permesso o non c'è permesso? I frate zitto e tanti saluti a papà. Vittorio. Sconfitto, mi era già mai sconfitto. Sempre papà. Angeli è duro come una roccia. E se capisce. E inizia la forza che mangi tutto il giorno. Come? No, niente. Ma Ricky, tu ci hai parlato buono con papà? Angeli, quello è sordo. Ciao, ma mi sa fa così, io fo sordo e io faccio muto. Io fo ciecato e io ho l'invisibile. Ah, pazza da nascondere, tu ne dai capa fresco tutte e due. Ma che pazza, magari no. Ma giuresti nella stanza su lì e non mi facesse vedere più. Pensa che già mi portano il mangiare in camera. Un vecchio servitore? No, è una giovane cameriera, ma perché? No, così. Io mi faccio i film in casa. Angeli, ma ti sta mettendo a fare geloso. Io sono già esasperato. Ma dico io, perché ti presentasti a me come uno giovane studente qualunque? Questo significa ingannare. Perché? Per togliermi un poco di dosso la puzza del denaro e della ricchezza. Poi non mi fa guardare con antipatia. Aroie vivo. Angeli, ma tu ti credi che io non saccio? La gente perdona l'imperdonabile. La corruzione politica, l'usura delle banche, il razzismo contro la gente di colore e di religione diversa. E persino un rigore sbagliato Osimhen contro la Juve. Ma non perdona mai. E ti dico mai. Un giovane ricco come me, che ha solo la colpa di essere figlio di suo padre. Angeli, io ho un grosso problema, imperdonabile per la società. Sono il cocco di mamma, il protetto, il raccomandato, il classico figlio di papà e sono disposto a tirar fuori tutte le mie virtù. Ma perdo tempo. Angeli, io sono etichettato. Angeli, ma che fai, mo piangi? Tutto è successo in guai. No, te che stanno a fare, figlio? Sto per diventare ricca anche io. Ma ti pare un momento di pazziamo? Ma no, che stai facendo? perché così sei? Mamma mia, Angelina, io già sono una notizia. Auguri, giovane. Mamma mia. Mamma mia, poi dai un po' fuoco. Venga, Rob, scusate, mamma mia. Ma che lei? Io sento dire auguri, ti vedo di una certa maniera. Vittorio, sta venendo mio zio Tom dall'America. Non c'è figli, io sono l'unica erede e chi le arci milionario. E dici dall'America? Questo scende dal paradiso. Non è che mi importa, né, sti cosa, Angeli. Tu per me. Loro
ce l'hai nei capelli e brillanti negli occhi. Ma è per vincere la resistenza di papà. Ma arrivo, mosso, zitto. Mo. E allora faccio una a Parigi. Piglia papà, porta il capo, questi se ne accorgono. E penso che ci venga. Angelina, la parola milione, a casa mia è magica. Apri di sesamo, starà nel porto del cielo e vote nell'inferno. E il recce papà, Angeli vado, corro. State accorto, non fa fesseria. Ma che fesseria? Io sono invulnerabile, volo per il cielo. Ah, ma già sturpiata. Lo sapevo. A me uscite che la maniera. E niente, volevo per il cielo e già viste stelle. Guarda come ti dico, tu macchi un morto e fammi del guardo e ci rivelo, mamma pensa come mamma sta buona. Ma tu stai sempre una maniera, ma anche Renato ci vanno con te. E la giù ti raccontano, vasci tutto il quartiere. Io una cugina, ma ci portate due sciure. Oggi pensate che voi non tenete una capa, tenete. Bellello, che mi ha portato pure i suri, ah, troppo belli sti sciurucciati. Bellissimi. Chi è? Hai fatto a tempo, Renato? No, ancora no. Ma io avete portato pure lo spumante. Eh sì, oggi mi ha detto che tieni lo cavaliere, che ce ne importa? Ma guardate, mi da credere, mi da credere. A me queste cose mi emozionano. Guarda, mamma, va. Tocca, guarda come mi sbatto qua. Ma voi mi dovete credere, eh? Non è solo per Renato, no. Io l'ho sempre voluto bene a chi lo fa in atromi. Ci sta pure un'affezione, ti capite? Uè, donna Concetta! Gli faccio fatto una bella tazzuletta di caffè. Guardate qua, guardate. Ma è per offese, gli faccio pensare che le fa Concetta non te la capo. Chi si o servizieranno non mi raccomando poi. A poi. Non c'era bisogno, ma tanto grazie. Uè, Che e mo non perdiamoci in chiacchiere, forza. Organizziamo i festeggiamenti. Hai zampa, facciamo delle decisioni. Dobbiamo fare. I parenti qua a sinistra della porta. Ma non puoi agite parendo. Uè, ma io sono la comparella, ma quando comprendo si picchio, pesce io. Sono casata con muore, capito? E va bene. Visto che siete così gentili, chiuderò un occhio. Ok, allora, le due sorelle si mettono qua a sinistra della porta e a destra mi metto io con queste due bottiglie e appena entra... Ma come si chiama vostro cognato? Cesarino? Evviva Don Cesarino! Vabbè, e poi applaudite. Sì, facciamo viva. Scusate, ma perché non mettiamo secondo piano a sti due? Uè, andate un po' in secondo piano, forza! Ma che mangia fai con te? Ma posso allargare? Io secondo piano, non ti capi noi che prima. Maledetta l'ignoranza, accetto in secondo piano, già tre! Parti meglio, forza! Abbiate fiori. Amici. Sì, sì. Una a te, Vuoi passare? una a te, una a te. Grazie. E un mazzo più grosso è chi le ha una concetta. No, è chi le sordo. Allora, come siete belle, come tante ancelle. Sì, sapete chi parim? Qualche uccello che sanno fare crisi in due squadre, se non è qua però. Uè, ma capigliate una paralisi! Ma che finita, sali, che vescilla! Basta. Allora, adesso fate come vi dico io. Pigliamo il fiore! Ma piglia fiore. Una a me fiore. Un passo avanti, Passa avanti. un passo indietro, braccio in alto. Ma no, non mi piace, mi pare che stiamo a fare un giuramento. Facciamo una cosa. 2 passi avanti. Adesso posso vedere. Dopo che cantare, forza. Non mi piace, non mi piace.
una concetta. Facciamo una cosa. Ha calato mazzi. Hai dato... Una concetta. Ha calato i fiori, hai dato sto mazzi. Sta arrivando, è lui! Evviva Don Cesarino! Ma che se ne va ricevere? E io che faccio? Capamolo e le plastico! Sì, ti calucca da fa, a dove la sei? Che è successo, Cicci? Non c'è. Cicci, che è successo? Chi non è venuto? Ma non mi avrei 50 lire me! Ma tu che stai dicendo? Io treno è arrivato! O treno sì, ma isso no! Che mangiare? La famiglia chi? Stai sempre stata una razza! Zitto, non è un momento, mo! Uè, specialmente a frate, tu, io non ho già mai potuto bere, a chi lo sprocca la patella! E mo facetemi piacere, la vengo tutto quanto da sta casa, perché mi già fa la giannuta! Mannaggia pupaccio, pezzi sordo! Che ci regala? No, tenete, venite che non vi faccio perdere niente, tenete. Grazie assai, Sapete, non ci citis, faccio pigliare no Grazie assai. Che avanzate qualcosa per voi? Però mi facete mettere a paura, voglio bene. Mi fa impressione, però. Questa è una camarata! Ciccio! Che gli 50 lire? Che non cavaliere? E per 50 lire mi facete venire tutto questo, mi facete venire quando comunque questo è solo riesco. Perché mi ci fermato un attimo al bar per aspettare il treno e mi ci pigliato un caffè tuccio, mi ci pigliato un aperitivo, ma giusto per una sigaretta me l'ha voluto fumare e che sto riesco. E che cazzo ma fa? Va bene, donna Concetta, che paggerisce. Io me ne vado. E tazzo mi piglia che sono la nonna se è una romba. Mamma mia. Nenne, amici una batterina e pensiamo e patata nostra, muoviti, cammina. Facciami capire. Oggi Cillo! E non vi avviti in questo modo. Pensate che solo alla morte non c'è rimedio. Io volesse essere una morte fama come buia e te che la bella moglie mia vicina. Sì. Maddalena del giudice, moglie e donna esemplare. O stemma cavrone coppa a tutte, a sotto una croce fatta lampadina. Tre mazze rosse con una listella, cannella e sei lumina. Ma che stiamo a fare a livello? Non ce n'è. Ma io lo facevo per dare un po' di conforto a quest'uomo, il conforto di un uomo solo, povero, sconsolato. Tu puoi sciabacchiato. Vabbè, io non avevo come posso apparare con cavaliere. E finalmente siamo rimasti padre, figlio e Spirito Santo. Che disastro. Non è mamma, ma perché ti ci metti pure tu? Che sguardo. Ma mo c'è secco scuorda. Che c'è secco scuorda? Io vedrei come c'è secco scuorda. Ma che ti credi? Che le moccari dove che stanno ridendo tutto quanto vuole a noi. Ma che si crede? Che forse mo Concetta per vedere. Tu puoi mangiarci. Angeli! Apparecchia la tavola, prepara la capretta. E se qualcuno non tenesse che mangiare, modestamente si può pure accomodare, perché Concetta per vedere può sfamare tutto il quartiere. Io so panza piena. Mi sono saziata. Beata a te. E quando hai un dispiacere ma ne fammi che sai. Ma state zitti, non voglio sentire proprio più. Stiamo zitti, chi fammi più? Stiamo zitti. Occhi aperti. Trasta al madonna mia. Vicino bella. Bello cappuccino, come sta un fuoco, non c'è da pezzo. Sarami, uè. Salvatore, ragazzi, e come sta? Tengo fame. Guarda ci si sente. Ma
avete mangiato già? No, no, ancora no. Maronna, Concetto. Che succede? Mi dispiace che questo capito non mangiato. No, ci sta proprio pericolo, guarda. Concetto. Non c'è visto una cosa. Dice sta solo, dice. Marito lo fa cecchignato. Che fa? Ma cecchignato da guarda. Una femmina che stai casa a fianco a me. E ci vanno tutti e due da qua. E che non fa c'era perché è una malattia appressarista. Ma sciupato di vego però, Ma che sciupato, sì. Come si dice, lontani dagli occhi, lontani dal cuore. E poi caro mangiano quattro, mangiano pure sì. Mamma, tengo fame! Non ti preoccupare, ma stava. Che c'è? Ma ci lasciate a casa e sono venuto qua. Mi dispiace? No. Ma ci fate pure. Tu che bella punzata che hai fatto! Dici, ma che ti dai sotto? Ti dai una sorella, un cognato. Bravo. Uè, che non disgraziate, sempre visita. Stava tutto. Ma te. No, non volevo i soldi in casa per fare il caffè. E tu non te le pigliato? No! Ma tu hai morte. Ma che ti... Quelle mia sorella e mio cognato si offendono. Sì. Ci avessimo offeso proprio assai. Che schifo che ti mi ha fatto, guarda. Bravo! Ma ci pigliate i soldi, non c'è. E ci faccio donato in faccia. Ma ci pigliate quattro. Andate a mettere pure un bello figlio, non c'è. Andate a mettere. Mamma, tengo fame! Non ti preoccupare, ma passa la vacca, aspetta. Ti salvato a mamma. E ragazzi, non c'è. Andate a fare poche vita buona, ragazzi, non c'è. Cassa buono sto creatura, però, Filippo, ma io ho già visto che sto creatura su due parole dice, ci tengo fame. Sapete dice un po' da cosa, no? Anzi, tengo fame! Ma passa la vacca, non ci aspetta, passa Chi la ti vacca. vale su tutto ciò? E che è l'ora al guaglio, non sa che non mangia, che si muore di fame. Si muore di fame. E per questo dico proprio a che storare tu devi la portare a casa. Dico, tu me l'hai portato lontano padre a sto creatura. E va a fornica pa. Se io non sto macello e si ti perisce la creatura. Chi io? Ovvi! Che se me mamma, che se me padre, che se me tu! Il basta che manna non parla più! Ma passa la vacca, non ti preoccupare. E dici cibo, e dici a mamma che il cibo passava, a così tu vivi un bello bicchiere d'altro fresco. Mamma, a me il latte non mi piace, ma andiamoci a vacca! Addirittura! Ma tu si diverti? Ora so, se scendi ti piatte pasta così, non ti preoccupare, ci fidi, non l'hai buttato via. Ha preso il mio verbo solitario. Ma non mangiamo! Ma ricca che sto venuto a fare? Che sei venuto a fare? La vileggia tu? No. Ma tu lo sai, la solitaccio così no? Bravo. Cicci, faccio certi crotte, certi frittatine, chiamia, ma tu ubriaca, ubriaca. E allora devi sapere che mio marito la frittura non se la può mangiare. No, mi mandate leggero ultimamente. La frittura? Allora capisco fuori. No! Devi aspettare un momento. Mamma, tengo Ma fame! passa la vacca da gente. Non ha da così, no? Non va da mettere in girimoto, perché così no, il caro non ce lo vedo. No, ma qualcosa sicuramente l'ha fatto. Bravo. Cicci, aso. Io mi voglio mangiare quello che ti mangi tu. Niente. No, niente più devo mangiare. Non c'è. Io mi voglio mangiare quello che ti mangi tu. Ma vedi tu quello ti mangio. E allora piccia un po'. Aspetta, fammi pensare. Ma non mi sticca. Ma a proposito, Angelina, Sta Renza mi si pongo a polizia, ci fa male la capo. ma non ci faccio una bella sorpresa. Sapete a mamma mia, andiamo a fare sorpresa Angelina. Già non fa che la faccio mamma. Mangia con più fame. Andiamoci. Maronna. E mo come si fa? Come si fa? Che le sordo, trasi da zanza e dice la verità. Ma che stai dicendo? Immagina mettere sto scuorno annanzo sangue mia. Cucè, allora c'è sta una sola soluzione. Occorrete la signora Sperandella. Amma preparare un bello parco e ci mandiamo. È solo questa la soluzione. Tu vado a pigliare. Vai a pigliare. Vado a pigliare. È permesso? Armanduccio caro. Buonasera, un Cicci, buonasera, una cosa. Buonasera. Ma Grecca, io non so come va bene. No, è che è venuto mio cognato con i figli a mangiare con noi e vi stiamo preparando da mangiare. Ecco. Ah, bravo, allora siete 5 a tavola. Bravo. Ma che re, ne? Che re?
è che mi sono appiccicato con papà. Ma da ora? Capite? Io facciamo ora questa voglione rispetto a voi, Maddalena Ferrari. Ah, patanare. Bravo, e siccome sono buono, che ha fatto? Me l'ha cacciata di casa senza manco un sordo in cuore. E disi, senza manco un sordo cuore. Ma c'è disi. Ma io non mi sono avvilito, però. No. Bravo. Come si dice? A carcere a malattie si vedono gli amici. A due mangiano 5, mangiano pure 6 e sono venuto a casa. Che bella pensata che fa. Ma tu sei proprio uno che pensa tutto, pensa. Non c'è, ma tu sai che t'ha uliato, facciamo stamattina. Aspettate, io meglio faccio ancora ricco. Chi se la dice ancora, me? Gli stanno tutto qua in attesa. Dovete sapere che io sono venuto qua proprio in betta a essa per fare un rispetto a papà. Però io sono poco ammussato pure con la guaglione. Sì. Ma sentimi poco, ma tu perché ti appiccichi sempre tutto qua? Perché la capa non è buona! Però io non volessi la soddisfazione, ma fa vedere che sono venuto a casa. Non posso terminare. Me ne vado. Io Quello che io vi voglio pregare è che se Maddalena tra se cadinda, allora io me ne vado. Maddalena sta sempre cantando, tra se esce. È la migliore amica di mia figlia. Ma voi che avete capito? Che hai capito? Ma che avete capito? Io me ne vado fintamente, faccio sapere che me ne voglio. E allora voi che fate? Che facciamo tu? Ma no signore! Voi mi apriate, insistere, ma da fare rimanere qua. Hai capito? Ma pure Apriamo proprio assai. Basta per fare una brutta figura. No, tu stai proprio tranquillo, sei una botte di ferro, guarda che ti dico. Mi metti a concetta là e t'abbuffammi mazzata. Ma volete vattene? No, allora, e non hai capito a mio marito? Quello ha detto per farti restare. Bravo. Dovete insistere, ma vi apriate assai. Una conge, ma Angelina non ci sta. Sta là. Però tu aspettala là, va? Che lo muoio esce, va? Lei, piccere, ma quando siete entrata non mi avete salutato, ma io vi ho fatto qualche cosa di male? Armando, tu non ve l'ha visto? Buongiorno. Piccere, ma sora da dove sta? A dove sta mamma? E allora? Si viene Maddalena che non voglio sapere niente. Sì, Maddalena. Io che comparsa Maddalena. Mannaggia, come già fa con questo, una concetta? Ma lo sapete che si chiama combinato? No. Lei avete trovato per tutto qui? Le tue anche vi trovo. Mannaggia, se ne è asciutto. Ma ha fatto bruciare tutte le patate in campo a fuoco. E lì dai tato. È normale, oggi che lei non è diventata graunetta. Dove a me, metti? Ma che te ne viva a fare, che patana bocciata. Devo mangiare amici. Ma la concetta! Che è successo? Io ci sembra che si dai bello fine patana. Voi avete fatto che lo capretto con quelle belle patanelle a No. C'è stato un equivoco. O macellario ci ha pigliato in giro. Chi lo capretto era vivo. Quando ha scartucciato, se ne è fiuto e ci mi accorto che siamo mangiati le patane. No, donna Concetta, come si dice? Mangiano 5! Mangiano 6! Mangiano pure 7. Mangiano pure 8, stiamo a posto, mangiamo cari! Ma che sta riscendo? Non è Accettate! Ma che dici? Ma perché? È buono, facete venire tutto qua! Ma così mi sento vicino a essa e ci faccio pace. Ma non cuccia, non dicete che no. Questa è la prima sciala buona, guardate. Guarda chi stai, venite, ci non si mette più marimba. Allora, io vado un attimo a due tabaccare, aspettate qua, io ho preparato perché la fame è grossa assai. È grossa. Non c'è. Vado qua. Ti la fammi assai. Ma va proprio qua. È solo che l'ha già fatto. Con permesso, vengo subito. Mamma mia. Ma tu l'hai vista qui? Non l'ho già vista Kill. Kill prima ti devi trovare. Oh signori Dio. Che mi fa? Quando ci mettiamo in attesa? Che le sta venendo cavaliere Don Nicola con il figlio? Che va venire a mangiare pure il qua? Chi le va venire a mangiare con cui? Voglio vedere. Madonna mia, come viene inguardato cavaliere? Pure. Chi le potrà? Si veste caratti e ve ne caccia fare a tutte quante. E fosse l'anno proprio. Oh Dio santo.
Il cavaliere Don Nicola Botta. Il signorino Don Vittorio Botta. Che vi dicevo? Si è riunita tanta gente per aspettare questo zio favoloso. Che onore, Vedo. che onore, cavaliere, cavaliere Botta che viene così, tutto lì, tutti all'intrasato, che piacere avervi in casa mia. Sapete, abbiamo un poco di ospiti, stavamo preparando un pranzo per tutti quanti. E sicché voi fate pure i banchetti, fate? Sì, facciamo pure i banchetti. Magari restiamo a pranzo anche noi. Non c'è! Rindo Mac, mettici pure il lenzuolo, che si scusa, non ho voluto fare un po' Ma stavo a pace! Sua eccellenza! Ma avete capito che cosa siamo sulla terra, noi? No. Un Camillo, un vignatore, ha avuto una paralisi di coro, ha fatto una botta in terra. Oh, mamma mia! Non c'è! Voglio bene, mamma mia! Mamma mia! Ma che stai facendo? non c'è, non mi fa mettere a paura, parla! Come facciamo? Senza non Camillo nuovo! Che succede? C'è da fuoco! Appicciata! Ma cosa? No, vai a casa, no, mia moglie intendeva appicciare tutti i lampioni, tutte le luci per l'onore del cavaliere che ci è venuto qua! Ma che resta così nella fuori? Don Ciccinno! Là fuori ci sta una signora ben vestita. Ah, bene. Un bel signore. E poi tutto voi che stanno dicendo, dove sta Ciccinno Sbroccolo? Ma che bello tutto a mangiare a casa mia oggi! Ma che succede? Ma chi sono sti disgraziati? Ma chi è? C'è? Chi è Cesarino? C'è Cesarino! Cesarino, non ci sto con voi! Non sta Cesarino! Cesarino vieni qua! Guarda quanta gente ti sta aspettando che stai arrivando! Bravo! Thank you. Ma Cuccetta addosso? Cuccè, fatti vedere! Sempre bene, t'ho voluto! Che hai dato mi carnali, sempre bene! Ne, saluto zii! Oh, beautiful! Ma chi è sta bella guaglione, Ciccinno? Figlia a me. Essere figlia? E come mai te la faccio così intelligente? No, perché lei è sempre simpatica, è sempre stato così, Cesarone mio, bella! Figlia valigia No, privacy, sono personalissime queste valigie, non le deve toccare a nessuno, dici? Yes? Che succede? Madonna Tereccia, ci avremo 30 secondi. Vi volevo presentare Miss Rose qui presente. Guarda, è la segretaria mia. Per un po' di tempo resta pure qua con noi. Guarda, la mattina pure che è stata. Tormentati la Tereccia, Cicci. Come io vengo tanto tempo in America e non mi viene a pigliare la porta. Oh, porta? Gesù, immagina sbagliato, ma credo che andava alla stazione. Sì, ma non arriva all'aeroporto, arriva a stazione. Io immagino sbagliato. Perdonalo. E io che avevo a fare? Non ho visto nessuno, mi sono messo a Miss Rosa sotto il braccetto, una valigessa, e pero, morte e stanchezza sono arrivata fino a qua. Cesarino, ma tu sei venuto all'aeroporto, alla stazione, appena fino a qua. Non ti hai pigliato un tassì, un cucchiere affitto. Ma come prendere il tassì senza conoscere nessuno, senza i dollari? Senza dollari! Missa! Scusate, io non ho capito, che avete detto? Lui appena arrivato voleva pignorare i miei oggetti. Ho detto no, pignorare gli oggetti. Meglio camminare a piedi. Aspetta!
$6. Cesarino, ma tu come hai portato? Una fama mai vista, Cicci! E Miss Rosa manca scherzetta! Aver camminato tanto a piedi senza i dollari! Ma che quando si mangi, ma muore fame, sono di una! Oh mamma, mi so che c'è una bazzina, ma allora le portate? One moment, please, frate mio bro, ma tu fumi? Che bello, mi portate sigarette americane! No, dai tu a me sigaretta, dai! Dammi una sigaretta, per favore! Oh, guarda com'è bella! Ma che è? Oh, sono 3 ore che non fumo! 3 giorni che non fumo? Muore il cerino, per piacere! Ma anche il cerino, Dio! No, niente! Senza conoscere nessuno, senza i dollari! Non capisci tu? Allora, Cicci, naturalmente tu mi permetti che faccio un po' io padrone qua, Sì. Allora, tutta questa bella gente che sta qua e che mi è aspettata fino a mo', io voglio che resti a pranzo con noi quest'oggi. Ma allora le portate? Sai che vuoi fare? Ci porta una bella trattoria. Io? Sei tu, ci porta la trattoria. Che stai dicendo? Adesso zitto, mi devi fare una sola cortesia. Tu a me non mi devi ostacolare, perché a me la gente approccia, non mi è mai piaciuto, non fa approccio. Sì, quando mai? E mo ce vo, ho sofferto tanta fame in terra America. Yes. Oddio santo. Yes. Sì! Non c'è proprio bene una cosa. Sì, ma ci porta o non ci porta a sta trattoria? A questo punto credo di aver capito la situazione. Detto, qua siamo di troppo. Diamo fastidio. E poi si è fatto tardi. Devo andare a casa, prepararmi, vestirmi. Io ho un appuntamento tra signori. Io, mamma please, baby. Ma chi è su Cristiano? È il cavaliere Don Nicola Botta, o padrone casa. E papà, ti prego, per una volta sola, e mostrati comprensivo, e mostrati generoso. Generoso? E va bene, lo sarò. Brava gente, io ho sentito parlare di pranzo, di trattorie, vero? Yes. E dopo tutto questo parlare, la fame sia tanta. Yes. Allora permettete che sia a rendere omaggio a questo emigrante. Grazie, thank you. Don Gennari, accompagnate a Don Cicillo e tutti i suoi amici alla trattoria che vorrà. Fateli mangiare abbondantemente. Come devo dire? E pagate con i miei soldi. Ma papà! Non è forse questa generosità? Andate, fate come vi ho detto. Excuse me, cavaliere. Ma, ho capito bene io. Voi ci offrite da mangiare e non passate vicino al tavolo con noi. Ma credo di averlo già detto, buon uomo. Non ho tempo. Non posso. Va bene, cavaliere, io penso che anche io ho capito la vostra situazione. Per il pranzo non date retta perché ci pensa mio fratello Cicillo. Offre lui. Poi voi naturalmente, no? Quando ci avete un po' di tempo, vi lavate, vi vestite, vi profumate e ci venite a dare onore. Noi siamo là tutto bello, vi aspettiamo in giacca e cravatta e con una bella pernacchia in capo. Mo, cavaliere, non perdete più tempo perché noi vi aspettiamo in pernacchiata. I geniatori vi danno appuntamento alla riapertura del secondo atto. Il sipario si riaprirà fra 10 minuti.